questi vantaggi fiscali sono validi anche per i versamenti effettuati in favore di un familiare a carico? Sì, assolutamente, anzi diciamo di norma verso la fine dell'anno, sia per quanto riguarda le posizioni aperte in capo ai soggetti fiscalmente a carico, tipicamente i figli che, come dire, vengono iscritti dai genitori per incominciare un periodo di accumulo beneficiando al meglio della caratteristica più tipica della previdenza complementare, quindi il lungo termine, la possibilità di fare capitalizzazione composta, diremmo interessi su interessi, ecco. Quindi sì, chiunque può versare volontariamente al fondo, di norma lo si fa negli ultimi mesi dell'anno, poiché si fanno i conti rispetto al bilancio, alla finanza, diciamo, di ciascun anno, e i versamenti se ne fanno sia sulle posizioni proprie sia sulle posizioni dei figli, godendo allo stesso modo del vantaggio fiscale poc'anzi rappresentato. E questa è una scelta che in molti hanno già fatto in Veneto perché insomma i numeri parlano chiaro, sono oltre 3.500 i familiari a carico iscritti a Solidarietà Veneto. Sì, è così. Diciamo che da quando questa opzione è stata attivata c'è stata un continuo incremento che è più forte in alcune province. Dobbiamo dire che i bellunesi sono i più attenti forse al futuro dei loro figli, con una percentuale di aderenti fiscalmente a carico molto elevata. E c'è comunque una prospettiva positiva da questo punto di vista anche negli altri territori, in particolare anche in provincia di Verona. Avvertenza messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.